Buonasera. Tutti i giorni siamo bombardati da notizie anche false, molto false. Tra queste ce n'è una davvero enorme, quella che Berlusconi e i suoi maggiordomi ripetono spesso come un mantra. Il Caimano si è dimesso volontariamente da Presidente del Consiglio anche se disponeva di una maggioranza parlamentare. Si è sacrificato per amore dell'Italia. Questa in sintesi la menzogna, perché di una menzogna si tratta. La realtà dei fatti è totalmente diversa e coloro che sparano questa balla fanno leva sulla nostra memoria corta. E allora vediamoli questi fatti. Innanzitutto non aveva più la maggioranza. Vi ricordate le ultime defezioni dal PDL di Antonioni e della Carlucci? La sua maggioranza alla Camera si era liquefatta. Se avesse chiesto la fiducia, il suo governo sarebbe stato battuto. Ma perché i parlamentari lo stavano scaricando? La risposta è semplice: il paese stava colando a picco, lo spread era salito alle stelle, l'Italia si stava avvicinando inesorabilmente al fallimento. Mentre Berlusconi continuava a cianciare che tutto andava bene, magama alla Marchesa, che i ristoranti erano sempre pieni ed altre idiozie simili. E l'Italia stava affondando mentre i leghisti e i Berlusconi continuavano a imbrogliare gli italiani, dicendo che il paese non aveva problemi finanziari grazie a Tremonti, che aveva messo in sicurezza i nostri conti pubblici, che, come abbiamo visto, era una balla clamorosa. E poi, a parte Putin e qualche altro dittatorello, nessun capo di Stato al mondo voleva avere più rapporti con Berlusconi. Ci ricordiamo tutti il sorriso di derisione tra la Merkel e Sarkozy al solo pronunciare il nome del sultano di Arcore. Sembrano fatti lontanissimi nel tempo, eppure questi avvenimenti sono accaduti solo 3-4 mesi fa. E poi la Lega, a sentire le urla di Calderoli o i rantoli di Bossi, pare che la Lega sia stata all'opposizione in tutti questi anni. Calderoli in visita domenica scorsa in Friuli ha pronunciato frasi che farebbero arrossire chiunque abbia un senso minimo di etica pubblica. Tra le varie perle pronunciate dallo statista, si fa per dire, bergamasco, ce n'è una francamente insopportabile. Ha detto: se ai vertici di maggioranza tra Bersani, Casini e Alfano si aggiungesse anche Berlusconi, diventerebbero come i 4 porcellini. Una classica burinata. La Lega è stata al governo del paese con il 4º porcellino quasi ininterrottamente negli ultimi 10 anni. Ha avalato tutte le sue leggi, anche quelle che gli servivano per liberarsi dai suoi processi, mandando in tal modo all'aria senza nessun scrupolo anche quel poco di giustizia che esisteva. Per cui la Lega, con la complicità del PDL, è colpevole per aver mandato l'Italia allo sfascio. Se vivessimo in un paese serio, il PDL e la Lega dovrebbero essere cacciati con i forconi per i guasti di questo recente passato. Invece, grazie alla nostra mancanza di memoria e un'informazione degna del miglior Goebbels, Berlusconi e Bossi dettano ancora l'agenda politica. Dovremmo svegliarci, oppure potrebbe essere troppo tardi. Arrivederci a mercoledì prossimo.